Nel decreto rilancio presentato ieri sera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte c'è anche una parte che riguarda la regolarizzazione delle badanti. La richiesta era partita nei giorni scorsi dai sindacati. La manovra è una garanzia per le lavoratrici ma anche per la salute degli anziani, un tema fondamentale in un momento di emergenza sanitaria che colpisce soprattutto la terza età. Arianna Garavaglia e Paolo Colombatti. Sono sempre più gli anziani in Veneto che hanno bisogno di assistenza. A occuparsi di loro sono spesso le badanti, soprattutto se si tratta di persone non autosufficienti. Sono 75.000 gli assistenti familiari in regione, secondo i dati dell'Università Bocconi. 30.000 con un contratto regolare, il resto in nero. CGIL e Cisle Will fanno un appello comune. Noi siamo per la regolarizzazione e chiediamo che si intervenga con degli sgravi fiscali per aiutare le famiglie, perché lo Stato ha vergognosamente abbandonato la cura degli anziani non autosufficienti, scaricandolo sulle spalle delle famiglie. La regolarizzazione, spiegano, è una tutela per le lavoratrici ma anche per la salute degli anziani, da sempre più fragili ma particolarmente esposti in questa pandemia. Stiamo parlando di persone straniere che spesso non hanno nemmeno una rete di protezione nel nostro paese e capiscono poco anche la lingua. Le norme di sicurezza messe in atto devono riguardare anche loro e devono essere coinvolte, ma per poterlo fare devono essere rese visibili, quindi uscire da quel limbo in cui sono perché sono irregolari e non hanno un permesso di soggiorno. Oltre all'aspetto sanitario c'è anche quello umano. Quando l'anziano ha una persona di queste che lo segue costantemente, si crea anche un rapporto di affetto, di amicizia, di conoscenza che aiuta anche l'anziano a star meglio. Se c'è una cosa che sconvolge gli anziani è cambiare continuamente persone di riferimento.